Eccoci qua, buonasera, bentrovati, penultimo appuntamento con Effetto Friuli Giovani, il nostro appuntamento settimanale con la consulta provinciale degli studenti per confrontarci su un tema di volta in volta diverso. Prima di annunciarvelo, prima di svelare quindi il mistero, vorrei salutare gli istituti che sono ospiti questa sera, che contribuiscono a questa invasione pacifica, diciamo, di vedremo poi se sarà pacifica, perché ancora non sappiamo con che intenti siano arrivati, se belligeranti oppure no. E abbiamo in particolare per l'ISIS di Latisana abbiamo l'Istituto Tecnico Commerciale per il Turismo Pietro Savorgnan di Brazzà di Lignano e poi l'Istituto Tecnico Commerciale Enrico Mattei di Latisana, che appunto fanno parte dell'ISIS di Latisana, e poi il Convitto Nazionale Paolo Diacono di Cividale, che raggruppa 4 licei al suo interno, e c'è una rappresentanza appunto di tutti questi istituti. Quindi io saluto i ragazzi e gli insegnanti che questa sera partecipano a Effetto Friuli Giovani. Come vedete siamo davvero folti, ben nutriti, ma veniamo in pace, è il caso di dirlo questa sera, perché si parla di un tema all'ordine del giorno, molto di attualità, proprio anche con le notizie recenti di ieri. Si parte dall'articolo 5 della Costituzione. Chissà se è vero quando si dice che la Repubblica è indivisibile, unica e indivisibile. Vedremo se questo è quello che pensano anche i ragazzi, se siano preoccupati di questa parola indipendenza, che risuona sempre più spesso non solo in Italia ma in tutta Europa, si abbina molto spesso alla crisi dilagante, ma non è sempre solamente legata all'aspetto economico, comunque alla crisi che in diversi paesi si sta vivendo. Ci interrogheremo su questi temi, come sempre ovviamente con gli studenti, ma anche con gli insegnanti, il professor Francesco Cioli e il professor Nino Moro, che saluto. Poi tra i ragazzi c'è anche il prof Martini, che questa sera vuole fare il giovane, e poi abbiamo la professoressa Lauretta Juretic, appunto in rappresentanza dell'ISIS di Latisana, o comunque dei due istituti che sono presenti. Buonasera a lei. E poi volevo salutare Vittorino Boem per il PD e Mario Pittoni per la Lega. Grazie per essere in nostra compagnia questa sera. E allora partiamo subito nel chiederci soprattutto sul Friuli, perché notizia di questi giorni, anche in Friuli si vorrebbe proporre, si vorrà proporre ad ottobre, questo è quello di cui si parla, un referendum per capire se i friulani vogliano essere uno Stato indipendente. È così, Pittoni? Certo, ma soprattutto essere realmente autonomi, perché lo statuto speciale del Friuli Venezia Giulia ha poco a che vedere con gli statuti di altre regioni dove l'autonomia in senso economico c'è veramente. In Friuli c'è tanta apparenza, c'è la carta intestata che parla di autonomia, però in concreto c'è molto poco, e anzi negli ultimi 2 o 3 anni c'è ancora di meno, perché a partire dal governo Monti si è cominciato a tagliare pesantemente le risorse a disposizione della nostra regione, per cui ormai è rimasto veramente poco. Però dall'autonomia finanziaria, fiscale, economica all'indipendenza si è fatto un passo importante in questi giorni, cioè concretamente è una cosa che a molti, diciamo, i media, soprattutto parlando del caso del Veneto, hanno definito quasi come una, non dico una pagliacciata, però comunque quasi una carnevalata. Non è stata presa particolarmente sul serio, perché sembra assurdo parlare davvero di secessionismo. Cioè lei pensa che si possa arrivare a parlare di questo anche in Friuli? Ma il Veneto, come Stato, ha avuto 1000 anni di storia, cioè di gran lunga più dell'Italia, per cui io posso anche capire certi movimenti, certe pressioni che arrivano proprio dal popolo veneto. Noi anche abbiamo una storia molto particolare, però attenzione, noi promuoviamo questi referendum per capire cosa vogliono i nostri popoli in questo momento. Non è che si debba arrivare per forza all'indipendenza. Quello che ci interessa veramente è di avere pari dignità con altre realtà di questo Paese. Purtroppo non è così. Da sempre, io nei 5 anni che sono stato in Parlamento ho lottato a lungo proprio per arrivare a un trattamento, per arrivare al riconoscimento del merito. Noi, visto che sono in mezzo a studenti oggi, siamo la regione che ha i migliori studenti d'Italia. Questo non sono io a dirlo, sono i dati OCSE Pisa, sono le indagini internazionali. I migliori studenti italiani sono quelli del Friuli.
Però nei concorsi pubblici, stranamente, hanno grandissime difficoltà. Vengono superati da persone che invece, sempre in queste indagini internazionali, risultano addirittura agli ultimi posti. C'è evidentemente qualcosa che non quadra. Io mi sono battuto per arrivare a un trattamento paritario dei nostri ragazzi con gli altri del nostro paese. Lei dice comprendo il Veneto, pensa che davvero le loro rivendicazioni quindi siano fondate proprio parlando della creazione di uno Stato? Beh, il Veneto lascia 21 miliardi allo Stato italiano ogni anno senza avere assolutamente nulla in cambio. Ormai l'economia veneta è in grandissime difficoltà, cioè io vorrei vedere cosa... Sì. Ma qualunque cittadino, non solo europeo, del globo, come si comporterebbe in una situazione del genere. Gli arresti di ieri, cosa ne pensa? Ma francamente mi pare che lo Stato sia andato ben al di là di quello che, cioè, potevano, a parte che mi pare che abbiamo speso parecchi soldi per un'indagine su un carro armato che in realtà è un trattore. E se già questo fa sorridere, vedo le vostre reazioni. Se non credo che arrivare a 24 arresti su quello che è stato trovato, francamente mi sembra esagerato. Non ho chiaramente in mano le carte della magistratura. La prima impressione insomma è questa quando ho avuto la notizia che insomma è fresca, quindi non c'è stato ancora tempo anche di capire bene la situazione. Anche perché gli indipendentisti veneti non sono mai stati violenti, per cui francamente, poi conosco Franco Rocchetta che è stato il fondatore della Lega Veneta, che è stata la prima lega in Italia, l'ho conosciuto una ventina d'anni fa, non l'ho trovato assolutamente una persona violenta, anche nel privato non l'ho mai sentito fare discorsi che puntassero ad atti violenti. Vittorino Boem, il referendum del Veneto e la notizia di un possibile referendum, diciamo, consultivo, anche se poi è più che altro un sondaggio, possiamo definirlo, perché forse questa sarebbe la parola più corretta, la preoccupa o la fa sorridere? Ma non è il referendum in sé che mi preoccupa, perché insomma di per sé credo che con un minimo di razionalità ognuno di noi capiamo che è un percorso, se vogliamo, più simbolico che sostanziale. Credo però non vada sottovalutato, come dire, il sentimento che sta maturando in generale fra la gente, che in alcuni posti diventa come dire, occasione per rivendicare autonomia, per rivendicare secessione. Il momento di difficoltà importante che stiamo vivendo adesso fa emergere alcune, come dire, alcune criticità, anche alcuni elementi di difficoltà e che per alcune persone trovano derive così un po', adesso non voglio, perché non è mai bello minimizzare i sentimenti delle persone, ma insomma che possono essere rappresentate o interpretate anche un po' come carnevalate. Però il tema vero è che c'è un malumore diffuso. Allora, per chi fa politica, per chi fa amministrazione, la domanda che si deve fare è: attraverso quali strumenti che non siano folklore siamo in grado di interpretare questo malessere, questo diffuso disagio che la crisi economica è fatta esplodere? Io tendenzialmente sono molto contrario alle semplificazioni, no? Localistiche, il nord, il sud, eccetera, eccetera. È chiaro che ci sono dei temi, degli elementi nella nostra convivenza di fragilità nella maniera con cui ci amministriamo, e probabilmente ci sono anche delle differenze che si sono incancrenite nei gangli dello Stato, rispetto ai quali è ora di mettere mano, è ora che ci mettiamo mano, e che ci mettiamo mano in maniera forte, in maniera decisa, in maniera intelligente. Allora, se saremo in grado di fare questo, quei fenomeni lì probabilmente spariranno. Il rischio è, perché io questo lo penso come un rischio, che un ritorno a un'economia, insomma, magari torniamo in un momento economico positivo, ci faccia dimenticare che abbiamo questi problemi, allora non li affrontiamo, li accantoniamo ancora una volta. Ecco, se facessimo questo probabilmente compieremo un errore. Il caso del Veneto però dice che non è solo un momento economico negativo che può far parlare di, se non secessionismo, insomma di federalismo, comunque di maggiore autonomia, perché anche soprattutto quando il Veneto stava bene,
aveva questo pensiero? A mio avviso sono fenomeni leggermente diversi, trovano alcune radici comuni, ma sono fenomeni leggermente diversi. Nel primo caso, cioè la secessione, diciamo, che era diventata anche a base della politica della Lega Nord, come dire, veniva evidenziata dal fatto che sicuramente un popolo, una regione, che non era solo il Veneto, insomma, no? Molto laborioso, con grande capacità di intrapresa, vedeva alcune rigidità dello Stato e anche alcuni, come dire, tanti soldi che andavano via in tasse, insomma, non gli sembrava loro che questi aspetti non collimassero, per cui alcuni pezzi dicevano noi stiamo bene da soli, ma qualunque imprenditore veneto, friulano, lombardo sa benissimo che se fosse da solo non riuscirebbe a competere in un contesto europeo, in un contesto mondiale di globalizzazione. Professor Cioli, che impressione ha che l'autonomismo o comunque l'orgoglio friulano, chiamiamolo così, ieri si è festeggiato l'anniversario della festa del Friuli, l'anniversario della piccola patria, diciamo, che sia ancora sentito, cioè, o che ci sia veramente uno scollamento fra chi magari riesce addirittura o sente talmente tanto questa cosa da proporre anche un referendum e chi invece in realtà non ha neanche il sentimento dell'orgoglio friulano, non so se mi sono spiegata. Sì, no, ti sei spiegata bene. Possiamo dire che l'orgoglio di essere friulani è un orgoglio più che legittimo e più che doveroso dal punto di vista culturale. Non vorrei però che poi questo orgoglio friulano si tramutasse in una sorta, uno, di egoismo e due, in una sorta di chiusura. Molto spesso l'orgoglio friulano è anche l'orgoglio di stare stretti nel proprio ambiente e non voler scontrarsi con il diverso perché il diverso è diverso, perché fa paura, perché non lavora come noi, perché parla in un altro modo, noi invece abbiamo una lingua. Cioè l'orgoglio friulano è un orgoglio che va sentito nel cuore e che va esternato perché è un orgoglio di sentirsi friulani, non di sentirsi diversi in opposizione ad altri. Esiste comunque questo orgoglio o viene fuori solo nei momenti di difficoltà, quasi come un'arma, diciamo, da sfoderare per ottenere un migliore trattamento? Sicuramente esiste, ma esiste per un fattore storico molto, molto semplice, cioè che noi siamo stati attraversati 1000 volte da popoli che viaggiavano, che passavano dall'Europa del Nord al Mediterraneo e abbiamo dovuto in qualche modo, in qualità di friulani, tenerci un'identità stretta, un po' arroccata per sentirci uniti e per sentirci appartenenti appunto a un'etnia. E non vorrei che questo diventasse un discorso un po' fuori dal mondo, un po' troppo appunto teso al localismo, teso all'egoismo, alla chiusura, quando invece adesso il mondo presuppone in qualche modo l'apertura. Quindi valorizzazione della propria appartenenza, sì, diciamo culturale, se vogliamo dire, però nel contesto, insomma, di un mondo di relazioni. Ecco, certo, come colgo l'occasione per allacciarmi all'espressione, appunto, comunque a ciò che era stato detto prima. È vero che io poi tratto di scuola anch'io, quindi so anch'io quali sono i risultati dei nostri studenti friulani, che in qualità di friulani si comportano bene a livello scolastico. E questo succede perché ovviamente tutti i nostri professori sono friulani, no? No, vero? No, sono professori italiani, anzi molto spesso sono tanti professori che provengono da altre regioni, anzi che provengono anche dal sud, no? Mi sembra. E forse sono anche loro che ci danno una mano a essere in qualche modo tra gli studenti, diciamo così, più in gamba, che poi, insomma, non vogliamo dire che siamo più bravi di altri, ci sono certe situazioni per cui appariamo abbastanza siamo in più gamba, bravi, no? Questo lo dicono le indagini europee, siamo più bravi. Beh, siamo più bravi per tante situazioni, sì, che sono date grazie a un contesto italiano che ci fa rendere... I bravi professori stanno al nord come al sud, non è che dobbiamo fare una linea di separazione. Il problema è che nei concorsi pubblici vengono superati dai meno bravi. Certo. E questo tema torna un momentino anche nei messaggi che ci stanno arrivando. Riordinate i pensieri che stavate adesso esponendo così senza microfono, ragazzi, e volevo aprire anche poi ovviamente, perché non ci sono solo friulani qua tra i ragazzi, ma a tutti il discorso, anche a chi non è italiano, chi
chi può portare l'esperienza del proprio paese ed allargare il discorso, perché la parola indipendenza la si sente non solamente in Italia ma in tutto il mondo. Non dimentichiamo insomma per esempio la Crimea, per parlare solo di uno dei tanti casi internazionali di questo momento, quindi discussione veramente aperta a tutti riguardo a questa indipendenza in un mondo che si professa sempre più interconnesso e internazionale. A tra poco. Ben ritrovati, seconda parte di Effetto Friuli Giovani. Già si stava un po' animando la discussione, avevo interrotti la professoressa Juretic in particolare. Sì. Si volevo appunto affrontare questa questione del Veneto, che non è una questione così secondaria, una carnevalata, una cosa da poco. Una bischerata. Ecco, per niente, bisogna invece riflettere, è un momento di grande tensione sociale, che qui in Veneto è esasperata, forte, perché alle spalle ci stanno tanti anni di sofferenza e perché ci troviamo di fronte ad un Veneto i cui imprenditori si ammazzano, chiudono, 300 fabbriche solo in provincia di Verona hanno chiuso nel giro di un anno, quindi è una situazione di grande tensione. E quindi tutte queste manifestazioni che loro fanno per l'autonomia, per l'indipendenza, sono profondamente sentite e sono manifestazioni, io direi, non anti-italiane, ma anti-statali. Cioè si va contro allo Stato, uno Stato centralista, uno Stato che non dà delle risposte concrete, uno Stato che non interviene, e quindi è preoccupante, perché la situazione è preoccupante. La stessa aria, atmosfera di autonomia e di indipendenza che si respira in Veneto, si respira anche in Friuli, e magari i friulani sono un po' più, ecco, lui giustamente, sì, sottanze, quindi lui giustamente ha parlato subito, ecco, non è giusto perché viviamo in un mondo globale, aperto, però stiamo attenti, prima di tutto siamo orgogliosi di essere friulani, dopodiché... Cioè un referendum in Friuli non la scandalizzerebbe, non le chiedo cosa voterebbe perché il voto è segreto, allora, a me non scandalizzerebbe, anzi, ma io dico una cosa, che c'è un solo modo per superare questa tensione e questa voglia di libertà, e cioè mettere mano alle riforme strutturali dello Stato, trasformare l'Italia in un'Italia federale. Questa parola non ci deve far pensare solo alla Lega. In realtà poi tra l'altro si sta facendo adesso un po' il percorso. Non ci deve far pensare solo alla Lega, è un disegno, scusi, io volevo dire, è un bisogno degli italiani, ormai il federalismo, ed è un bene per tutta l'Italia, anche perché ricordiamo, ragazzi, vi chiedo solo piano perché si sente tutto, altrimenti. Non pensare che il federalismo sia una cosa negativa per l'unità d'Italia. Il federalismo serve a mantenere l'unità d'Italia, anche perché... Sì, ecco, concludo. Prego, io poi se devo... Anche perché all'indomani dell'unità d'Italia il problema più grosso affrontato dalla destra storica era scegliere tra il modello centralista francese e il modello inglese appunto del decentramento. Alla fine lo stesso Cavour era d'accordo sul modello federale, il Cattaneo era d'accordo sul modello federale. Quindi è un'esigenza insomma che c'è da tempo. Poi alla fine si è scelto il modello federale per non mettere a repentaglio la piena unità d'Italia, perché il Sud era quanto irrequieto, creando poi una forte divisione tra... è stato chiarissimo il suo concetto. Poi mi aveva chiesto la parola prima, volevo un attimo, se mi permette, sentire il professor Moro intanto, che vedevo pensieroso. Questo bisogno di federalismo c'è veramente in Italia, d'accordo con questo? È il momento di dare... Non vorrei approfittare di una parola, ma è cordoglio più che orgoglio. Cordoglio, perché le giornate di ieri, che fosse le feste da Friuli, sapevano in 5-6, ma io qua dentro, io sfido tanti che tabà in Furlan, questo orgoglio dell'essere friulani. Allora, si farà un referendum, adesso parlo in italiano, va bene, si farà un referendum e magari... Io spero che sia di tutto l'orgoglio che mostra in voi, che ha mostrato ieri queste grandi feste. Sono populismi, va bene, ci sono le elezioni europee, le vogliono cavalcare,
sta tanto bene, un carro armato va benissimo, che dopo era un bulldozer, se io voglio tornare con un bulldozer per strada mi mettono in galera anche me, insomma, o pensi, se dopo metto su anche un canoncino o tabai che è pronto, o lucciati anche, magari, no, lo sai, mi libereranno forse prima o poi, lo sai, io che non ho fondato la Liga Friulana, io che non ho fondato niente. No, è curioso che intanto dietro Moro c'era l'immagine di un carro armato, mentre... Cioè, sì, non so, abbiamo grossi problemi nel nostro paese. Un problema è quello dell'onestà. Ma 90 miliardi Ragazzi, di evasione. Certo, è comodo cavalcare quella roba lì. Non si parla di indipendenza, da cui devono cadere i confini. se non è indipendenza, federalismo è una parola che le piace di più o no? Ma non in questo momento, mi pare che adesso è da mettere a posto la situazione e da ritornare un pochettino a prenderla in mano, non è progetti ancora nuovi, è da mettere a posto, sistemare l'esistente. Boeme, poi sentiamo i ragazzi. No, volevo intervenire sulla cosa sì, di c'era prima, il discorso di prima. Però il professor Moro ha introdotto un elemento secondo me interessante. Allora, dico una cosa, il Friuli. Ieri, Pazzi dal Friuli, 3 aprile 1077, la storia del Friuli è una storia di orgoglio, anche di indipendenza, se vogliamo, ma un'indipendenza da integrazione. La storia di Aquileia è una storia di integrazione tra i popoli, cioè se dobbiamo imparare qualcosa dalla nostra storia, orgogliosa quant'è, anche a me piace, cioè io sui Furlan mi piacerebbe schierarsi per Furlan, però ci sono contesti in cui puoi farlo, in contesti in cui non puoi farlo. Detto questo, però, la nostra storia è storia di integrazione. La peculiarità è quella. Uno. Due, un elemento, è il momento del federalismo o no? Allora, il federalismo sicuramente è una strada che probabilmente era matura alcuni anni fa. Adesso per farla diventare di nuovo matura abbiamo bisogno di mettere a posto lo Stato e questo è... No, dico qualcosa io allora adesso. E questo è come dire, il compito principale che abbiamo. Allora, la risposta di Pittoni e poi sentiamo i ragazzi che si stanno Allora, agitando. se si va a guardare quali sono gli enti che sprecano di più, il primo in assoluto è lo Stato. Se ricentralizziamo tutto, ci mettiamo in mano allo Stato, facciamo l'errore più grosso che si possa fare. Sono d'accordo. Il problema vero è che il federalismo in Italia, il federalismo vero, non è mai stato avviato, perché federalismo vuol dire assunzione di responsabilità, cioè io mi raccolgo i soldi, mi prendo la responsabilità di come li spendo e se sbaglio pago. E invece si è semplicemente data troppa libertà, questo in Italia non è mai arrivato. Però allora la risposta, fondamentalmente siete d'accordo sul problema, però la risposta che sta arrivando è una spinta maggiore al centralismo, perché quello che si sta facendo questo è il più grosso errore che si possa fare in questo momento. E ma per perché Boemi, abbiamo invece? perso quella battaglia lì, no? Abbiamo perso quella battaglia lì. In questi ultimi 10 anni, 15 anni, c'è stata un'autonomia maggiore verso la regione. Io sono un consigliere regionale, difendo la regione, ma so anche riconoscere i limiti che hanno manifestato le regioni che ci hanno portato Le chiedo in solo una questo cosa momento, brevissima, no? come si fa a difendere la specialità della regione e anche l'attuale del centralismo che comunque a livello nazionale si sta attuando? Noi, regione a statuto speciale e regione che ha un momento elettorale avvenuto un momentino prima degli altri, se sapremo fare le riforme che dobbiamo fare, segneremo la strada per l'Italia. Dopo dico qualcosa sulle province. La realtà purtroppo è che siamo nelle mani di Roma. Roma ci chiude i rubinetti, come ha fatto con la legge 482, che doveva salvaguardare Cominciamo la nostra a sentire lingua, qualche voce senza tra i soldi non andiamo da ragazzi. nessuna parte. Aurora, Un esempio. dobbiamo sentire i ragazzi un attimo, per favore, grazie. Io volevo dire, ci abbiamo messo tanto a unire sta Italia, adesso si vuole dividere, vabbè, ok. Poi, non è dividere, farla funzionare. sì, farla funzionare, ma non si fa funzionare uno Stato dividendo, cioè mandando via una regione che pensa di essere in grado di essere migliore di tutte le altre o comunque pensa di farcela da sola, perché se non ce la fa un'Italia da sola ad alzarsi in piedi, dubito che una regione da sola si può alzare in piedi. È più facile. Sì, è più facile, sì un attimo, sarebbe più facile, però ma... Tu pensi che a Roma siano in Ragazzi, grado uno alla volta. di dare risposte serie
ha problemi locali che neanche conoscono. Sì, ma noi arriviamo, allora una città o una regione, una provincia arriva a tale decisione perché non ce la fa più, perché è alla depressione massima, perché non vengono rispettate determinate leggi, perché lo Stato o comunque il popolo non ce la fa più a sentire vari politici che vengono a fare i moralisti o che magari dicono esiste questa legge ma non viene presa in atto. Prima parlavamo, proprio lei ha detto, il federalismo serve ma noi non l'abbiamo mai messo in atto perché vuol dire assumersi le proprie responsabilità. Secondo non me, ci siamo mai riusciti. Ok, secondo me la classe politica e tante persone, cioè popolo normale come me, in Italia attualmente non si è mai assunta la responsabilità per i propri movimenti, per i propri spostamenti, per la responsabilità proprio anche di denaro a livello politico. Secondo me non c'è stato mai negli ultimi anni, se no non eravamo in questo punto. Un'altra cosa, è bello essere orgogliosi di essere friulani, italiani, ma secondo me ce ne sono ben pochi orgogliosi, perché è un altro conto essere orgogliosi quando l'Italia vince il mondiale o quando un friulano vince un premio e poi, come diceva prima, sì, c'è posto e posto dove parlare il friulano, ma se siamo i primi che abbiamo tolto il friulano dalle scuole friulane? La risposta o comunque un altro commento ti chiami? Luca. Prego. Secondo me comunque anche il fatto del federalismo è una cosa che possa Vai tranquillo lo tu. Stato ad alleggerire il carico di pressioni che comunque ha lo Stato centrale a Roma. Esatto. E quando si tratta di queste cose bisogna sapere anche rimetterci la faccia, perché con queste responsabilità la faccia è importante e se non si ha il coraggio di rimetterla non si va da nessuna parte. E anche per quanto riguarda il discorso di ciò che è successo in Veneto, ok, è una cosa che potrebbe far ridere, però non è da prendere in questo modo. È la dimostrazione che una parte di popolazione, in questo caso 24 agricoltori, hanno avuto il coraggio, la forza di fare ciò che magari tante altre persone in Italia hanno la voglia ma non la personalità di farlo. Infatti quello che fa sorridere è la reazione dello Stato. Esatto. Se posso dire, secondo te è la strada giusta quella lì per risolvere il problema? Poi ti faccio un esempio che è accaduto nell'epoca mia quando avevo la tua età. Sentiamo la risposta e poi l'esempio dopo la pubblicità. Guardi, secondo me, comunque anche parlando prima abbiamo parlato del fatto storico del Veneto. Il Veneto comunque, parliamo anche della Serenissima, una repubblica indipendente da secoli, che dopo con l'unità d'Italia è sparita, anche prima. È una cosa che secondo me è stata sbagliata questa. È considerata un'isola felice e delle sue libertà sono state private. E secondo me non è sbagliato, no, perché comunque non era una rivolta violenta. No, ma così se è la strada giusta per risolvere i problemi, non che sia giusto. È dal basso che bisogna farsi sentire. Speri Dal basso. che si faccia un referendum anche in Friuli? Sì. Andiamo a pubblicità tra poco. Eccoci qua, ben trovati. Allora, eravamo rimasti all'esempio che ci voleva portare Bohème e poi pullulano gli interventi tra i ragazzi. Quindi... Sì, era per capire se un problema che c'è, un tema che c'è, trova la strada corretta in una forma molto forte che magari organizzata male, ma sostanzialmente prevedeva l'uso delle armi, un'arma rudimentale, però avevano costruito un affare lì col cannone simbolico. Io vengo da Codroipo. A Codroipo negli anni 70, come in tanta parte d'Italia, c'era un movimento di giovani che ritenevano che lo Stato fosse delinquente e che lo Stato dovesse essere sovvertito. Alcuni di questi hanno ritenuto di percorrere la strada, forse di un valore giusto, attraverso associazioni che sono diventate le Brigate Rosse. A Codroipo ce ne sono alcuni che sono ancora in carcere, alcuni ci credono ancora fortemente. Forse avevano evidenziato un tema reale, ma la strada che avevano intrapreso, io credo che la storia abbia dimostrato che non era il percorso corretto. Ecco, se noi ci focalizziamo su coloro che vanno sul carro armato, eccetera, forse sbagliamo target. Professoressa, volevi rispondere? Sì. Però secondo me anche in questo caso è sbagliato paragonare le Brigate Rosse a ciò che è successo. Le Brigate Rosse sono un movimento estremista di estrema sinistra. Ricordiamolo questo. Ripensiamo anche a tutto quello che è successo, senza tralasciare vari estremismi destra o sinistra. Perché ogni estremismo è sempre sbagliato. Un risorgimento in Italia c'è già stato, ora serve una resurrezione. Resurrezione. Siamo vicino a Pasqua. Professoressa Vadori. Buonasera, io volevo aggiungere due esempi insomma, che ho vissuto personalmente in classe proprio in questi ultimi giorni, che magari in maniera casuale sono capitati. Insomma. Uno era... Stiamo facendo un progetto che riguarda l'Europa in questi giorni con una classe di seconda.
anzi 2 seconde. E per iniziare questo progetto abbiamo così pensato di sottoporre loro una semplice domanda: quanto si sentissero europei? E vorrei ricordare un intervento di un ragazzo che non è italiano naturalmente e non è neanche europeo. E, ha detto: io sono nato in un paesino dell'Albania, anzi della Macedonia, però sono di etnia albanese e quindi io mi sento prima di tutto albanese. Poi ha detto però mi sento anche macedone. Appena nato sono andato a vivere in Svezia con la mia famiglia e dopo sono tornato a casa e da 5-6 anni vivo in Italia. Ora, se devo definire come mi sento, dice, io mi sento cittadino del mondo. Credo che questo ci possa aiutare anche a capire che la forte identità non preclude l'apertura, come diceva il professor Cioli, soprattutto per queste nuove generazioni che vivono questo cambiamento sulla loro pelle in una maniera spesso repentina e spesso, come dire, neanche condivisa con i loro genitori, perché sappiamo che questi spostamenti comunque sono spostamenti dettati da esigenze di lavoro, certo, da esigenze è anche vero che è un'esperienza molto, no? molto particolare, che sicuramente l'ha messo alla prova ma l'ha anche arricchito tanto. Non tutti magari riescono a confrontarsi con tante realtà diverse. È stato l'unico che ha detto questa cosa, perché devo dire, io spontaneamente avevo detto che io prima di tutto mi sentivo friulana, stessa, la mia madrelingua è il friulano e la mia radice è friulana, e per ultimo arrivo all'Europa, certo, come dire, no? L'ordine è corretto, io mi sento prima friulano, poi padano, poi italiano ed europeo. Matteo? No, io volevo semplicemente dire un paio di cose, cioè, ma ci rendiamo conto, cioè la domanda mia è, ma l'Europa la lascia fare l'indipendenza al Friuli, al Veneto, alla Sardegna, ai Fiamminghi, ai Valloni, alla Catalogna, ai Baschi? L'Europa prevede l'autodeterminazione. No, cioè... Sono cose diverse però. Ma facciamo che il Veneto si stacca, ok, facciamo così. Il Veneto diventa indipendente, però non può stare nell'Unione Europea. Non entra nell'Unione Europea. Perché? Se teoricamente se diventa uno Stato indipendente deve decidere. Sì, ma... lì per lì l'Europa ha detto perché il Belgio non si stacca. Sono tutti d'accordo come con la secessione che le Fiandre si staccano dalla Vallonia. L'Europa può solo prendere atto delle scelte dei suoi cittadini. Sì, però ok, dopo cosa succede se il Veneto non entra nell'Europa? Ripeto, i venetisti sono anche europeisti. L'hanno dichiarato proprio in questi giorni. Sì, ma se l'Europa ti dice che tu non entri nell'Unione Europea. Ma perché dovrebbe dirlo? Perché non puoi, Ma perché non esiste lo strumento? Se è prevista l'autodeterminazione dei popoli. Sì, ma che è una cosa diversa dalla... È una cosa diversa. Lo dice l'Europa. Allora facciamo così. A Sardegna si stacca anche la Sardegna dall'Italia perché i sardi non si sentono italiani. Il Friuli si stacca perché i friulani non si sentono italiani. Ma ci sono 1000 soluzioni, si può fare uno Stato confederale. Non ci siamo ragazzi, ma non è un falso problema. No, ma qua si parla. Io sono favorevole al federalismo. E poi sentiamo la risposta. No, scusatemi, è sbagliato pensare all'indipendenza, anche perché abbiamo combattuto 3 guerre di indipendenza e una guerra mondiale per avere l'unità, ma questo per rafforzare la nostra unità c'è bisogno di federalismo è diverso da indipendenza. Ma non indipendenza, per evitare l'indipendenza, perché nessuno delle regioni deve staccarsi, ragazzi. No, lui parlava dell'indipendenza vera e propria, cioè creazione di uno Stato sovrano indipendente. L'indipendenza va evitata al limite, si possono creare delle macro regioni stavate dicendo la stessa cosa. Ma non ho detto che... Calma. Avete detto la stessa cosa e quindi non serve arrabbiarsi. Io sono favorevole al federalismo, ma penso che prima di fare, come ha detto il prof Moro, prima di fare il federalismo devi mettere a posto le cose, devi educare le varie regioni al federalismo, perché se adesso facciamo che andiamo nel federalismo, ci sono 2-3 regioni che sopravvivero, il resto muore. No, c'è il bilanciere, perché il 20% tu lo devi mandare comunque a Roma. Sì, ma non sapendo gestirsi, sì, appunto, non sapendo gestirsi, prima devi educare a gestirsi che hanno bisogno. E poi fai il federalismo. Nel momento che c'è il federalismo, cioè che ci si assume delle responsabilità. Le cose possono solo migliorare, non possono peggiorare. Oggi non c'è la responsabilità. Allora, diamo...
devi educare le varie regioni. Era Benito che educava. Se no, che domani diventiamo una cosa federale. Insomma, il concetto, così. permettetemi di interrompere, il concetto è che se la professoressa ritiene che il federalismo sia quasi connaturato, diciamo meglio una tendenza quasi naturale, per Matteo no, fondamentalmente, cioè l'Italia non è pronta ad attuarlo, giusto? Sono favorevole, ma più avanti. Ok. Un'altra cosa, Vai. io dell'orgoglio di essere friulano, di queste cose qua, io sono di origini friulane, non sono nato qua, ho fatto varie esperienze in giro per il mondo, anche io mi sento un cittadino del mondo, perché secondo me, una persona secondo me deve fare esperienze, è ovvio che un friulano, secondo me uno che ha l'orgoglio friulano è uno che non è mai uscito dal Friuli. Non è detto, ci sono immigranti che magari hanno un orgoglio friulano altissimo. Io ho cominciato a sentire l'orgoglio di essere friulano a 18 anni, quando ho preso il sacco a pelo e sono partito col dito, con l'autostop mi sono fatto il giro, ho girato l'Europa per un anno. Girando l'Europa ho imparato ad amare la mia terra d'origine. Sì, ma una cosa è girare l'Europa, una cosa è vivere in un altro paese e conoscere l'altro paese. Ho vissuto negli altri paesi. No, confrontare gli aspetti positivi del tuo paese, gli aspetti positivi di questi altri paesi, gli aspetti negativi del tuo paese e gli aspetti negativi dell'altro paese. Così io... allora, forte identità comunque non preclude. Io mi considero europeo. Non preclude apertura mentale. Forte identità non preclude apertura mentale. Esatto, comunque passiamo il microfono anche dietro. Qua. Grazie. Secondo me l'idea di indipendenza non è l'idea giusta, secondo me, da attuare, ma allo stesso modo in questo momento in cui la crisi economica è molto forte e il malcontento anche si può dire che regna, non è la soluzione giusta secondo me neanche l'idea di federalismo. Secondo me l'idea di centrare un po' di più e di rendere gli italiani che si sentano fare in modo che gli italiani si sentano maggiormente italiani sarebbe la cosa giusta, secondo me. Io personalmente sono carnica e mi sento molto fiera di questo e so che anche nella mia piccola realtà nel 1944 si è realizzata la Repubblica Libera della Carnia e per questo anche questa Repubblica aveva un sistema molto buono, cioè operava molto bene, però penso che l'inserimento anche di questo territorio all'interno dell'Italia sia significativo e bisognerebbe sempre tener conto l'articolo 5 della Costituzione ed in particolare il fatto che l'Italia sia un'unica cosa, non sia divisibile, che non ci si debba basare sulle particolarità regionali, ma che si debba lottare per un'unità nazionale per poi giungere a un'unità europea, che è appunto il concetto di Europa in sé, che certamente afferma l'importanza dell'autodeterminazione dei popoli già presentata nel Trattato di Versailles da Wilson nei suoi 14 punti, però diciamo che a quel tempo la considerazione di quest'idea era sicuramente diversa. Sì, storicamente giustificata da una situazione contingente diversa. Posso dire una cosa sull'articolo 5 sì? della Costituzione, che parla di Italia una e indivisibile. Sì. Questo articolo è stato inserito nel 1948 circa, no? Quando lo Stato italiano non aveva neanche 90 anni di vita. Un articolo che dice che noi nei secoli, per l'eternità, dovremmo rimanere uniti nei confini attuali dell'Italia. Ma vi rendete conto? Fra 5-10 mila anni uno Stato italiano organizzato come oggi, per una decisione presa 10.000 anni prima dai padri costituenti dell'Italia. L'idea secondo me è fondante. Non esiste. Anche i più grandi imperi del mondo non sono durati tanto. Vuoi rispondere un attimo perché intanto vogliono rispondere. Cioè, dal mio punto di vista... Solo la Turchia in Europa ha un articolo del genere. Dal mio punto di vista questo articolo serve appunto per rafforzare l'orgoglio nazionale e per fare in modo che comunque l'Italia sia una manifestazione unica. Di debolezza. È un auspicio, secondo te è un auspicio positivo, scusa, la manifestazione di debolezza. L'orgoglio nazionale, gli americani hanno l'orgoglio nazionale? Non esiste neanche lì un articolo del genere. Dagli americani, l'idea del federalismo è nata proprio negli Stati Uniti d'America alla fine del Settecento,
quando si sono formati gli Stati Uniti d'America. L'idea nasce quindi non per operare una divisione tra gli Stati, ma per rendere più forti gli Stati, mettendoli insieme nel rispetto, riassumo un attimo quello che non si sente senza microfono, e alcuni ragazzi dicono ci sono contesti e contesti. Si va d'accordo quando ci si devo chiedervi però, altrimenti comincio i cartellini gialli, perché uno se è alla vero volta. che Benito ha istruito, è vero che stiamo istruendoli adesso. ma sentiamoli dove sono. Allora, Francesca Spangaro si proclama secessionista indipendente da questa trasmissione, va in pubblicità, mette ordine e ci vediamo dopo. No, ma sentiamo dove sono, per Dio. Bene, eccoci qua, più diciamo rilassati di prima, ma comunque combattivi, vai. Volevo chiedere una cosa al signor Pitton, giusto? Ma qua stiamo parlando di federalismo o di indipendenza? Perché a un certo punto la cosa si è un po' sovrapposta, perché all'inizio è partito dicendo facciamo l'indipendenza del Friuli, dopo facciamo il federalismo, ma sono due cose diverse. Allora, qual è il vero atteggiamento della Lega nei confronti dell'indipendenza? Perché abbiamo da una parte Salvini e alcuni sindaci veneti che dicono no, il Veneto deve essere indipendente, adesso lei stasera diceva no, in realtà dobbiamo fare il federalismo. Non ho capito bene questa cosa un attimo. Allora, lo spirito di indipendenza può portare all'autonomia o alla secessione. Io opto per l'autonomia, ma una vera autonomia, non quella che è stata realizzata in Friuli che è solo sulla carta. Risposta molto chiara, direi. Da questa posizione così scomoda mi chiedo come si possa pensare di poter applicare il federalismo regionale nel momento in cui abbiamo più di 500 consiglieri o ex consiglieri regionali che sono inquisiti per un'autonomia che era un'autonomia economica che veniva garantita alle regioni e che non sono stati in grado di gestire. Io concordo pienamente con chi dice che il federalismo ora come ora non abbia senso, che non sia applicabile, perché un suo senso ce l'ha. Non è stato applicato, non è perché non è stato applicato il principio di responsabilità. Sì, ma il principio di responsabilità viene applicato. Il principio di responsabilità viene applicato nel momento in cui la responsabilità dell'individuo esiste. C'è stato dimostrato che la responsabilità dell'individuo non esiste, per cui non è il momento. Non c'erano le norme. Le norme c'erano, no. Le norme sono state applicate, motivo per cui abbiamo inquisiti, denunciati. In sostanza è stato dato troppo, quello che pensavo di dire Pitoni, troppo potere di spesa, ma non la responsabilità senza di pagare. Di eventuali esatto, errori. esatto. Gli errori adesso stanno rispondendo, per cui c'erano delle leggi che sono state trasgredite. Un'altra cosa. Si sta rispondendo a livello personale e di reato, ma non a livello di responsabilità amministrativa. Sono due cose diverse. È il motivo vero però questo, per cui in questo momento sono in discussione le regioni, è questo quello che dice. È da lì, infatti, appunto, come questo è chiaro, ma spiegavo la risposta. Io mi chiedo come si possa pensare al federalismo ora nel momento in cui non ci sono le basi, adesso come adesso non ci sono le basi. Ci sono state prima, perché prima c'è stato un governo a cui ha partecipato la Lega, un governo con una maggioranza abbastanza forte che poteva permettersi di applicare il federalismo. Quella era l'unica base per il federalismo che c'è stata in Italia. La base culturale non c'è stata mai. Perché noi abbiamo preparato una riforma federalista, si chiamava Devolution, che nel 2006 la sinistra ha voluto portare a referendum al voto popolare, però dicendo alla gente che questa riforma era sbagliata e andava a spaccare il paese. Risultato, il popolo italiano ha bocciato la devolution, che prevedeva che le due Camere non facessero più le stesse cose, con risparmio di sbagliati miliardi, con un taglio netto di parlamentari, cioè tutte le cose che stiamo chiedendo in questo momento. Si è prenotato anche il ragazzo in parte a tema, intanto aspettava da un po' l'intervento Jaylan, giusto? Sì, io dico il federalismo sì, che potrebbe aiutare a quest'Italia ormai disperata, però l'indipendenza no, perché l'indipendenza al momento dell'essere umano oggi vi porterà guerra, sangue, senza nessun motivo, perché il governo d'Italia, come il governo di Ucraina, come è stato il governo d'Italia, non è pronto a lasciare un pezzo di terra facendo creare un altro Stato. Il Veneto lo vorrà e quindi si prenderanno le armi, quindi sangue sparso inutilmente. No. Lei dice di no. 20 anni fa, Ci sono per la mia soluzioni. libertà, per il mio diritto di parola,
I miei familiari sono morti, hanno dato il loro sangue per la mia indipendenza. Io li avrei voluti vivi oggi, magari vivendo ancora nella Jugoslavia. Chi se ne frega? Tu dici non è così anacronistica. Lei sarebbe pronto di rischiare un figlio per l'indipendenza del Veneto? No. Non avrebbe senso, Però... perché ci si può benissimo arrivare per via democratica. L'essere umano al giorno di oggi, a livello mondiale, non è pronto a cedere un'indipendenza. Federalismo, sì, può funzionare, ma totale indipendenza no. Moriranno tanti innocenti inutilmente, tanti. Ma Io non è solo ho detto da solo, sono contro la violenza, per cui sfondo una porta aperta. Sì, ma lei non può sfondare, non è caso lei. Quando si parla di Hitler si dà la colpa a Hitler per tutto quello che ha fatto, ma sono stati milioni di tedeschi che gli hanno dato una mano, non solo Hitler. Chiarirei una cosa, però il tuo discorso è importantissimo e anzi ci fa capire che non è così anacronistico, cioè c'è da sorridere ma fino a un certo punto, perché come dici tu, vicino a noi e non lontano nel tempo sono successe... 20 anni fa. E il tuo discorso è molto... Volevo solo chiarire che la risposta di Pittoni prima è stata: ci sono diverse forme, c'è l'indipendenza, c'è l'autonomia, io sono per l'autonomia all'interno di un sistema federalista, quindi non una secessione. Sì, tu hai ragione che per arrivare all'indipendenza... È sempre basata sul consenso popolare. Ok. Tra l'altro noi non portiamo i colpe dei nostri padri. Io sono bosniaco, ci sono tanti bosniaci di 40 anni che odiano a morte i serbi. Io ci convivo tranquillamente con quei giovani, perché quelli di 20 anni non hanno fatto male alla mia famiglia, non c'erano neanche, come io non ho fatto male alla loro. E se non viviamo insieme in un mondo che già fa schifo, non andremo mai avanti, mai. Grazie Gena, puoi passare il microfono anche là dietro, intanto sentiamo qua. Volevo fare un paio di domande, un paio di chiarimenti al signor Sì. Facciamo che le faccio tutte e poi mi risponde alla fine, se no è troppo semplice. Dovrà prendere appunti, la prima domanda è: quando le è stato chiesto se la Lega è per il federalismo o per l'indipendenza, mi è sembrata la sua una risposta un po' vaga, un po' diplomatica, nel senso che... Sono gli atti che parlano per me. No, nel senso che insomma mi è sembrato un po' tutto e niente, no? Quindi volevo capire, nel senso, io sono uno di quelli che personalmente il federalismo è l'unica cosa che ritengo buona della Lega da quando è nata, il secessionismo un po' meno. Se parliamo di secessionismo, le chiedo come pensa che l'Europa potrebbe accettare un Veneto, ancor meno un Friuli, senza il PIL minimo garantibile, anche perché il Veneto si lavora, per l'amor di Dio, c'è una grande industria, ma non è l'industria italiana, è l'industria veneta, ancor meno il Friuli, che penso che più di Danieli va un poco lontano. A livello di non secessionismo, bensì federalismo, se la regione Veneto fosse indipendente finanziariamente e dovesse venire incontro ad un fallimento a livello finanziario, chi paga? Io no. L'ultimissima domanda, giuro, è parliamo di federalismo e paragoniamo l'Italia a Russia e Stati Uniti. Confrontiamo il PIL, a mio avviso. Confrontiamo? Non hanno lo stesso, esattamente lo stesso potere economico / militare, penso. Grazie. Risposte. Allora, le regioni del nord, le 3 grandi regioni del nord, producono il 50% del PIL nazionale. Da qualche anno la loro industria è soffocata, strozzata e non riesce più a mantenersi competitiva con gli altri paesi del continente. Non trovando spazi, le reazioni sono quelle che vede anche in queste settimane. È nell'interesse del Paese dare spazio a queste regioni perché possano tornare competitive. Lo scontro non ha senso. Quello che chiedono le regioni del nord è di poter continuare a battersi, a produrre ricchezza che poi serve anche al resto del Paese. Cioè, lo scontro non ha senso e il Veneto non vuole lo scontro. Dice: io in questo momento sono soffocato, mi portano via i soldi che potrei reinvestire per mantenere la mia competitività. Non me lo lasciano fare. È un grido disperato quello che sta lanciando il Veneto per tornare, per ripartire ed essere quindi utile anche all'intero Paese. Soddisfatto delle risposte? Ma
ripeto, lo spirito indipendentista può portare a tante cose, può portare all'autonomia, come se non c'è risposta dallo Stato anche a una reazione dura, ma è colpa dello Stato, non degli indipendentisti. Se lo Stato ti uccide, come reagisci? La domanda era indipendentismo o solo federalismo fiscale? No, la risposta è che sì al federalismo per evitare l'indipendentismo, non all'indipendenza, ma il federalismo. Se invece lo Stato centrale non ascolta, non sente, cioè quindi come estrema ratio si può anche arrivare a chiamare estremi rimedi? Questa penso che sia la domanda che fa il ragazzo. Pensiamo anche alla Svizzera. Scusi, allora se la posizione... Sono dei segnali, quelli che lancia il Nord da tempo e ultimamente in maniera più dura perché la situazione si aggrava, sono segnali al Paese perché gli dia gli strumenti per poter sopravvivere. Ma è così evidente la situazione. Però non possiamo essere ambigui, non possiamo dare un messaggio in cui diciamo c'è un problema, va affrontato, e la coda è se qualcun altro, lo Stato, non affronta questo problema. Preoccupava questa estrema ratio. No, la situazione degenera da sola, non è una scelta, degenera da sola. Nel momento che lo Stato non dà risposte, degenera da sola, non serve un'indicazione politica di qualcuno. Chi è che degenera? La situazione non ha una volontà propria. Sì, non degeneriamo anche noi, anche perché da casa effettivamente ci chiedono, visto che stanno apprezzando il tema e la discussione, chiedono di di far capire quello che stiamo dicendo. L'unico modo è parlare uno alla volta, lo ripeto, mentre Moro si sta incurvando sempre di più sotto il peso del... C'è che vorrei invece che pensi in loro e senti che le regioni del nord volesse il 5%, dai, lì. Al 5% comunque, al 5% che vuol così forse, se arrivais. No, però dobbiamo mettere i sottotitoli, altrimenti poi qua traducono ai ragazzi che non capiscono. Non vogliamo mica imporre qualcosa. Loro sono cittadini, io vorrei No, non era una battuta, però non tutti capiscono. Cioè vorrei sentire cosa pensano i ragazzi, perché loro sono i cittadini. È certo che lo sappiamo. sappiamo. Io ho le mie idee, che sono un po' brutte. Prego. Sì, una replica? Sì. Quindi mi pare di aver capito, dal signor Pittoni non ho ancora capito una posizione netta, dalla signora invece ho capito che lei è più a favore di un indipendentismo fiscale, diciamo, sì, no? Federalismo. Ecco, allora io mi chiedo, adesso indipendentemente dalle parti politiche che lei possa avere, a parte che io sono uno di quelli che non considera la specie di trattore pericoloso, perché con la Rattler era più pericoloso, ma sì, è una mossa insomma per destabilizzare la Lega a livello di elezione europea, a mio avviso, ma perché allora tanto Bossi quanto il segretario Salvini si sono assolutamente affrettati a dire hanno fatto una cosa innocente? Voglio dire, era innocente perché torno a dire io domani col trattore faccio più danni, però se sul trattore metto una mitraglietta già divento pericoloso e divento violento, quindi diventa secessionismo armato e politico, non finanziario o si sta poco a fare il passo, dici tu? Non parliamo di regioni del nord e due con una mitraglietta non vai da nessuna parte. Però è il segnale, è il simbolo, penso che preoccupi i ragazzi vado in questo. piazza nel mio paese con la mitraglietta posso ammazzarne 20 se voglio. Sentiamo anche i ragazzi qua dietro che si erano prenotati, la ragazza stava aspettando, intanto andiamo qua su, prego. Volevo rispondere a lei che ha chiesto un parere personale dei cittadini. Io sono veneto e come vivo la situazione? Vivo che vedo che ci sono continuamente aziende che chiudono, aziende grandi anche, aziende di 500 persone che in un anno hanno mandato a casa tutti. E quindi mi preoccupo perché Roma cosa fa? Roma non fa niente, ci toglie tutto e non ci dà niente in cambio. E quindi per questo che servirebbe un federalismo, per avere la possibilità di gestire i nostri finanziamenti, perché non è giusto che un'economia come il Veneto, che ha come PIL l'equivalente di 3 regioni del meridione, sia in questa situazione di difficoltà. In parte a te voleva intervenire anche la ragazza, perdonami. Sì. Volevo fare una domanda. Io provengo dal sud e mi sono trasferita qua in Friuli Venezia Giulia da un po'. Mi chiedo ancora come mai c'è questa differenza fra nord e sud, che queste sono entità geografiche e come mai sono diventate sinonimo di pregiudizio. Volevo sapere questo. E non possiamo chiamare un'Italia, ma nord e sud.
E la domanda in particolare, penso che dopo... siccome la tua domanda è molto ampia e sicuramente è un mondo la risposta, a chi ti rivolgi in particolare? Da chi vorresti avere una risposta? Un po' a tutti, in particolar modo... A Pittoni? Yes. Allora la risposta e poi andiamo in pubblicità. Ah no, me? Sì, in particolar modo a lei perché... Una risposta da parte mia? Sì. Allora, no, scusi, al signore... Al professor Cioli? Sì. Ok, perfetto. No? Sì. Vado a diventare pubblicità? No, prego. È una storia lunghissima. Allora andiamo in pubblicità. No, per l'amor di Dio. Potrei dirti che il primo errore è stato fatto quando è stata creata la Sicilia come prima provincia romana, che ci hanno portato là. Però, sai qual è l'errore? È che l'italiano è un po' egoista, cioè deve imparare a essere un po' più altruista. Allora, quando l'italiano diventa un po' più altruista, si sente più italiano e vuole più bene anche ai fratelli italiani, no? È questo che dobbiamo maturare, altro che indipendenza, altro che secessionismo. Dovremmo maturare un po' il volerci bene, il dire anche se io do qualcosa in più magari c'è qualcun altro che sta un po' meglio, no? Sì, quindi io, sono d'accordo con te. Io penso che dopo anni... Vabbè, ma io sono insegnante di lettere, non sono politico, quindi posso tranquillamente dire quello che penso. Sentiamo... Cioè, è per fortuna che in settimana sembrava quasi che non ci fosse, che il tema non fosse così sentito, no? Mi pare che è molto sentito, parlavo poi dei nostri discorsi. Volevo aggiungere una poi andiamo pubblicità. Ok. Sì, prego. Che dopo anni di storia, secondo me, dovremmo capire che l'Italia deve rimanere unica e l'unico modo è saper risolvere i problemi insieme, sia che esso sia nord o sud, perché noi siamo un'Italia, questo. Pubblicità a tra pochissimo. Allora ragazza? Sì, subito in diretta. Pittoni ancora Ricapitoliamo, la ragazza aveva detto risolviamo i problemi da soli, dobbiamo renderci conto che siamo un'Italia unica e dobbiamo essere uniti. Allora, siccome appartengo a un movimento che si chiama Lega Nord, pensa che io possa avercela con il Sud. Allora, le ricordo che io 3 anni fa ho messo a punto una riforma dei meccanismi di assunzione degli insegnanti nella scuola e che poi può fare da traccia domani che dovesse entrare in vigore per le assunzioni in tutto il sistema pubblico, basata esclusivamente sul merito. Me l'hanno riconosciuto i sindacati, cioè CISL, UIL, SNALS, GILDA, a parte CGIL che non si è espressa ma è una cosa un po' a parte, hanno riconosciuto che è una cosa seria da approfondire, che si può sviluppare. Sono andato a presentarla anche nelle regioni del sud, in Sicilia e nelle Puglie, a Bari è stata particolarmente applaudita perché hanno riconosciuto che è fondata sul merito. Sì, no, comunque poi non era un attacco direttamente personale, non mettiamo in dubbio, ma era un appello generico. Oggi quello che manca è il riconoscimento del merito e contro... No, ma non ho detto io che ce l'ho con il nord. Però il discorso, il suo era un appello, generale. Che manca oggi dal nord al sud, scusatemi, è il senso civico che noi italiani dovremmo potenziare un po' di più. Questo senso che ci porta ad essere corretti, onesti e a rispettare il denaro pubblico e a mettere lo Stato e gli interessi della comunità al di sopra del particolare, degli interessi personali. Come diceva il ragazzo prima, è qui, come mai queste ruberie, ecco, anche nelle regioni ci sono, in tutte, dalla Sicilia al Friuli ci sono state ruberie, ci sono stati consiglieri. Sì, però non è, mi permetto di fermarla perché non è direttamente questo il tema. Aurora. Voglio dire, talmente seria era questa attività, insomma, proposta da lei, che poco fa ha detto gli insegnanti del Friuli sono più bravi, quelli del Sud meno bravi. Signor, ma no, ma sì, ha detto che le indagini internazionali aspetti, lei ha detto gli alunni, gli studenti friulani sono i migliori d'Italia. Allora, no, lei ha detto i Friuli, lei ha detto testuali parole, lei ha detto gli studenti del Friuli sono i migliori d'Italia. Dell'Italia. Lo dicono le indagini OCSE Pisa. Ok, dopo ha aggiunto perché hanno degli insegnanti bravi che arrivano dal Friuli e non l'ho detto. No. Ok, non ha detto questo. No. Però io le volevo anche dire un'altra cosa. Costa tanto prendere una posizione netta e chiara davanti
a degli studenti o comunque anche nella vita reale, cioè al di fuori di qua. E inoltre parlavamo prima di federalismo, di indipendenza e altro. Per me non si deve fare, perché comunque l'Italia deve rimanere unita, perché è un'Italia. Ma il federalismo unisce, Ok, però anche un'altra cosa volevo dire. Se lei ha detto tutti questi ragionamenti che sta facendo da un'ora, insomma, non ho capito bene la conclusione dove vuole arrivare, perché lei dice prima, per me bisogna fare il federalismo perché ci dobbiamo assumere la responsabilità, ma noi che viviamo a Udine, per esempio, noi votiamo i nostri assessori, la nostra politica primaria sono gli assessori, ok? E poi andiamo a finire nei parlamentari a Roma. Voi cosa avete fatto di reale per noi attualmente? Perché la nostra politica, chi ci deve rispondere in prima persona, cioè, sono gli assessori. Scusa, Audala, mi permetto, però il tuo ragionamento è giusto, però io qua non parlerei tanto di classe, cioè può centrare, ma resterei più attaccata a quello che è il tema, cioè non capisco come me lo stai forse non ti ho capito bene io nel discorso. No, io sto dicendo, siccome è stato detto prima che da una parte ha ragione il Veneto a distaccarsi, perché comunque non ce la fa più, perché conviene, fa prima diciamo a risolvere i problemi, perché è più facile risolverli, giusto? Tu dici devono esserci dei politici a livello locale in grado di risolvere i problemi, se si vuole arrivare a questo. Perché noi comunque prima di andare a Roma comunque a ricevere determinate risposte, come è stato detto prima, dal nostro Parlamento che non lo mette in atto, noi abbiamo bisogno di responsabilità all'interno della nostra città e della nostra provincia. Ragazzi, però non posso capire tutto se parlate tutti quanti Poi volevo insieme. dare un attimo ragione anche al ragazzo che ha parlato prima, perché io, essendo la prima ad essere straniera, comunque avendo anche provato la distanza dal mio paese, si prova molto di più quando si va via dal proprio paese, la patria e l'amore per il proprio paese, e non è andando via una settimana o facendo il giro del mondo in un anno, in 2 anni, ma è provando le difficoltà che si ritrovano in mezzo alla strada, o comunque quando arrivi con una determinata esperienza di vita, e però da qua devi ricominciare da capo. Tutto qua. Ok, sì. Volevo dire, è stata citata la storia per spiegare alcuni meccanismi, no? Guarda, pensando alla storia, penso a quando l'Italia, perlomeno quella settentrionale, l'Italia settentrionale è stata particolarmente efficiente e produttiva. Non posso che pensare a quando i comuni, pur nella loro quando erano completamente divisi, c'erano città piccolissime praticamente confinanti, che comunque erano stati diversi, che comunque, anche se erano così divise, potevano competere con qualsiasi mercato in tutta l'Europa conosciuta. Basta guardare la Svizzera. Posso io su questo una cosa, però, se posso, una cosa importante, però dobbiamo contestualizzare. Quel mondo lì era il mondo di comuni, cos'era, 1000, aiutatemi, 1200, 1300, avevi condizioni completamente diverse. Ma oggi abbiamo la Svizzera. Aspetta un momentino. La Svizzera è oggi. Aspetta un momentino. Allora, dobbiamo contestualizzare, quindi dobbiamo dare risposte qui ed ora, in questo momento. In questo momento un'Italia che fosse con un'idea di autonomia assoluta per tanti piccoli staterelli affonderebbe in tempo zero. Il diverso è il tema del federalismo, è stato citato più volte, sarebbe da affrontare anche con un po' di ordine. Non so se è ancora di attualità, dico 2 cose, altrimenti, però dobbiamo stare al tempo di oggi. Oggi dobbiamo guardare verso l'Europa, l'Italia deve avere la capacità di essere efficace in Europa, invece facciamo un po' fatica lì e tendiamo, ed è una risposta di retroguardia, quella di pensare, oddio, siccome l'aumento è difficile, aspetta che ci chiudiamo lì, e siccome noi così piccolini ci sembriamo tanto bravetti, affrontiamo un mondo che è completamente diverso. Se noi fossimo così piccoli, in Europa conteremo ancora meno. Chi ha il microfono? Sì. Vorrei dire ancora una cosa. Comunque, come è stato detto prima, l'obiettivo è cercare di fare in modo che i cittadini, che il popolo stia meglio. Bene, non mi pare che questa cura stia funzionando più di tanto. Quale cura? La cura appunto dell'Italia centralizzata dell'Europa. Esatto.
Secondo te, se fossimo rimasti al 1200 saremmo No, meglio? 1200, la Svizzera è oggi? La Svizzera funziona? Sì, Funziona molto meglio dell'Italia. Meno leggi. Uno alla volta, rischio di ripetermi troppo spesso. La ragazza che aspetta da più o meno 40 minuti. No, io volevo riagganciarmi col discorso esatto. Il fatto è che noi, parlo di Regione Veneto o Regione Friuli, siamo inseriti in un contesto italiano dove ci sentiamo molto bravi, molto efficienti, molto forti. Giriamo le spalle e vediamo l'Europa. Non potremo mai competere come stati come la Germania, l'Inghilterra, la Francia. No, non sta né in cielo né in terra. È l'Europa che... Perché no? Abbiamo un'Italia del Sud meravigliosa, la Magna Grecia. No, io sto parlando di... Sto parlando... Ma adesso... Solo col microfono. Sto parlando di Veneto, del discorso Veneto indipendente o Friuli indipendente. È chiaro che per riuscire a risollevare l'economia italiana, è chiaro che bisogna non dividerci, ma rimanere insieme, rimanere uniti per affrontare un'Europa, Mettere insieme le risorse. Anche, esattamente, dici? mettere insieme le risorse. Questo è. Sentiamo da casa, pronto? 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 Sì, buonasera, con chi parliamo? Buonasera, sono Marzia. Prego. Allora, intanto mi piace il tema, complimenti per la trasmissione. Grazie. E appoggio assolutamente la posizione dell'onorevole Pittoni, ammiro il coraggio di tutti gli interlocutori che si sono presentati lì, però i ragazzi che sono bravissimi, entusiasti, è bello vederli così, ma devono entrare nel mondo del lavoro prima di permettersi di giudicare e soprattutto devono imparare ad ascoltare. Non è possibile che non si possa imparare nulla senza ascoltare, non si parla sopra le persone adulte o chi sta cercando di spiegare una posizione. Si parlano sopra anche gli adulti, signora, mi permetta di... no, si sono parlati sopra anche fra di loro, ma con tutto il rispetto ve lo dico bonariamente, ma perché insomma la trasmissione poi ha preso tutti, ma mi permetto in questo caso di ergermi a paladina dei ragazzi, anzi, bravissimi, e finché parlano, a me preoccupa quando i ragazzi non parlano, se posso risponderle, quando non hanno un'idea, poi ovviamente lavorando scopriranno il mondo in modo diverso, ma intanto ce lo raccontano con i loro occhi e i loro occhi per il momento sono questi, quindi questa è la mia opinione e la posizione della trasmissione. Io la ringrazio molto per averci chiamato, sentiamo chi c'era qua. Forse hanno anche prego. dei genitori, no? Che lavorano o che non lavorano. E anche loro forse di rimbalzo non è che proprio sono proprio fuori dal mondo, mi sembra, no? I ragazzi. Dunque io come cosa principale vorrei ricollegarmi al discorso del signor Bohem. Mi trovo pienamente d'accordo che è giunto il tempo, globalizzazione XXI secolo, di guardare una visione globale europea, all'Unione, non alle singole regioni, non alle singole etnie locali, alle singole etnie locali. E quindi mi trovo pienamente d'accordo col suo pensiero, in quanto se si pensasse a una secessione, a un indipendentismo locale non ne avremmo più fuori, perché è il momento di pensare ad un'Italia unita, come dicevano prima la mia compagna e il professor Zoli, un'Italia unita perché dobbiamo venire fuori insieme da questa situazione critica. In Europa noi siamo chiamati come i pigs, ovvero i maiali, siamo i paesi con il livello economico più in difficoltà, Portogallo, Irlanda, Italia, Spagna, Grecia, adesso anche Cipro da 1 anno e mezzo a questa parte. E non è la cosa più sciocca, meno saggia possibile da fare, è di pensare di una delocalizzazione, decentrazione o scioglimento delle unità nazionali, ma è ora di pensare di venirne fuori insieme, perché noi siamo una Repubblica Italiana, cioè un oggetto di tutti, una cosa unita, ed è questo l'unico modo per venirne fuori. Dopo l'era il discorso del professor Moro dal 5%, e se podio di... Con Moro ormai c'è il friulano. Il 5% allora... Il 5% sono d'accordo anche con questa idea, perché è solo una minoranza che vuole questa secessione, è solo una minoranza che cerca di fare dei carri armati artigianali o cose di questo genere. La maggioranza della popolazione cerca di venirne fuori insieme, le famiglie si aiutano, gli amici si aiutano, non è secessione, indipendenza, non è questa cosa, ma è cercare di lavorare per un obiettivo comune. Altra cosa, noi ci chiamiamo Repubblica Italiana e non Federazione Italiana, come ad esempio la Russia, gli Stati Uniti e la Svizzera, quindi è un altro punto in più per cercare di venirne fuori insieme
E l'articolo 5 non parla solo di un'Italia unica e indivisibile, ma l'articolo 5 cerca anche di valorizzare le varie etnie, le varie minoranze locali, eccetera, come la Val d'Aosta, come il Friuli, il Trentino, eccetera. E quindi era già stata compresa dai padri fondatori della Costituzione questa differenza. E non mi sembra il momento più appropriato per farla emergere ancora di più. Ho preso nota di tutte le mani alzate che avete visto anche nelle inquadrature, pubblicità. Perdonami. Un'altra cosa, se è possibile rispondere alla signora Marzia, che i giovani e il lavoro. Io personalmente sono pienamente stufo di sentire dire che i giovani non hanno voglia di lavorare, perché i giovani durante autunno, inverno e primavera frequentano le scuole, gli istituti e le università, e durante le estati cercano di avere un lavoro bimestrale, trimestrale per la stagione estiva, e noi siamo fortunati, essendo sul mare Adriatico, a poter lavorare nel mondo del turismo, e il più delle volte ci sentiamo risposte come non hai abbastanza esperienza, sei troppo giovane, cose di questo genere. È ora di finire a dire che i giovani non hanno voglia di lavorare, perché lo cercano già a gennaio per i mesi estivi, e la maggior parte delle risposte è sempre negativa. E quindi... Sei stato chiaro, apriremo qua un altro tema, sei stato comunque incisivo, quindi mi permetto di fermarti. Pubblicità, a tra poco. Bentrovati, ultima parte di Effetto Friuli Giovani, qualche messaggio. Tra qualche mese ci saranno gli europei, i capi di questo movimento, i quali appartengono già a un partito, riceveranno la cadrega, e l'indipendenza del Veneto andrà a farsi benedire. Il federalismo alla Svizzera aiuterebbe l'Italia a risollevarsi, questo era un messaggio. E poi ancora, perché non ho dato spazio ancora alle opinioni da casa, Italia una per tutti i nostri morti in guerra per la patria, ma stati federali e vonde monadis, Triveneto di Bessoi. Poi c'è chi dice che causi trasmissione, ha ragione. La gente è ormai stanca di questa situazione, non stiamo più vivendo nella democrazia, ma siamo ormai sudditi di un sistema politico corrotto, senza coscienza, che non si rende conto che ormai è tempo di cambiamenti veri. Questo era Morris. Poi il prof Martini, fan club di Pasian di Prato, in attesa di un commento su questo argomento del professore. Complimenti per la trasmissione, ci sarà, ci sarà. C'era anche chi chiedeva chi è quel ragazzo di 30 anni che fa politica fra i ragazzi. Fa piacere di non essere l'unica non più ventenne. Poi bomber convitto, spaccate tutto, mi dicono da casa. Bene, allora, Mattia. Allora, piccola considerazione, anzi una domanda più che altro. C'è una crisi economica che sta devastando il nostro sistema. La domanda mirata è: il federalismo e l'indipendenza che vantaggi comportano? Perché abbiamo parlato sì, no, ma però, i vantaggi che comportano e i problemi che si risolverebbero attuando questi provvedimenti. Rispondo io? Prego. Certo. Allora, se i 21 miliardi che lo Stato toglie al Veneto restassero in Veneto, il Veneto non avrebbe nessun problema. Non solo, ma non avrebbe neanche il paese, perché la ricchezza intercettata dal Veneto poi si distribuirebbe in tutto il paese. E l'altra domanda cos'era? Sì, no, i vantaggi. Vantaggi e i problemi che potrebbe risolvere. Vantaggi. Effetti collaterali. Poi, se vogliamo allargarci all'euro, noi adesso abbiamo tutti paura di parlare male dell'euro, perché ci viene detto che se si esce dall'euro succede il disastro, la benzina va a 10 euro al litro, cose che non stanno né in cielo né in terra. Vi ricordo solo una cosa, un rapporto della Bundesbank, della banca tedesca, di poche settimane fa, che dice che l'Italia è in grado di reggere un cambio euro-dollaro che non oltre l'1,17. La Francia a 1,24, non è molto distante. Il cambio attuale voi saprete che è a 1,38. La Germania si trova nella situazione opposta, ha il punto di criticità a 1,54. Tant'è vero che impedisce in tutti i modi che si raffreddi l'euro e riportarlo a una valutazione che consenta all'Italia di respirare. Proprio sul federalismo. Il risultato concreto è che il paese, l'Italia, muore. I vantaggi, vorrei rispondere anche, sì. I vantaggi: maggiore trasparenza, responsabilizzazione degli amministratori che devono rispondere direttamente ai cittadini delle loro azioni, smantellamento dell'apparato burocratico farraginoso che non funziona a favore di organismi locali agili, poi fine del parassitismo e dell'assistenzialismo mortificante,
edificante e finalmente si liberano quelle energie creative grazie al principio della sussidiarietà che dà vita a ricchezza, che dà vita a movimento, che dà vita, ecco, tutte queste. E lo smantellamento, le leggi, pensa al Canton Ticino che ha praticamente soltanto poche leggi confronto a noi che ne abbiamo 150.000. Semplificazione, Irene. Questo sono i vantaggi. Irene. Io volevo solamente esprimere la mia opinione e penso che in questo momento uno Stato italiano federale possa non solo valorizzare le peculiarità regionali, se vogliamo, ma anche affrontare meglio la scena globale. E quindi penso che comunque... E mettere in moto il paese. Esatto, sì. Lasci chiacchierare però. L'ho aiutata. Ma non sono mio stupido. Penso che comunque... come presentatore, come conduttore. Penso che tuttavia il modo di agire del Veneto non sia quello giusto, ma questa iniziativa debba partire dall'Italia e comunque dall'Unione Europea. Questo è quello che volevo dire. Edber, scusami. Sì, volevo dire che io, essendo un ragazzo straniero che si vive in Italia, però quindi riesco a vedere questa cosa un po' più dall'esterno, Sì. e diciamo che mi fa sorridere, no? Perché quando ci sono delle cose positive si parla come Italia unita, non mi sembra di aver sentito mai nessuno di Lega Nord dire no, a me non mi riguarda, come ad esempio quando si parla di cultura. Gran percentuale del patrimonio italiano è nel sud, però non ho mai sentito dire qualcuno del nord no, tutto ciò non mi riguarda. Invece quando ci sono questi problemi, no? E quando c'è qualche situazione negativa, subito si cerca di distaccarsi. Mi sembra un po' un atto di vigliaccheria, no? Di sopravvivere. Di sopravvivere. Allora, non penso che lei, cioè che il Veneto, sì, ottenendo un'indipendenza cambi molto, perché la crisi non è che c'è solo in Italia, è una crisi che riguarda tutto il mondo, quindi non penso che una regione come il Veneto abbia la soluzione in mano. E vorrei farle una domanda, signor Pittoni. Secondo lei il Veneto, come dice lei, è una regione tra le migliori in Italia, no? Non pensa che debba avere il dovere di aiutare questa Italia in crisi invece di mettersi da parte? Sì, ma per aiutarla non deve essere strozzata, deve poter sopravvivere. Ho capito, però lei, cioè ci potrebbero essere delle... Il Veneto aiuta da sempre l'Italia e ricordo che grazie al Veneto arrivano in Italia decine e decine di miliardi. Ho capito, ma ci potrebbe essere anche una via di mezzo. Io da quel che ho capito lei è molto estremista. Come? Giusto? Lei è molto estremista, quindi lei vuole l'indipendenza totale. No, ho detto tutt'altro. Autonomia, ok, ma non ci può essere, sì, non ci può essere una via di mezzo. Ovvero non chiedere la totale, cioè il federalismo, ma trovare delle soluzioni, ad esempio, cioè come fattori economici. Il mio ideale è la Svizzera. Ma la Svizzera... È una cassaforte e basta. È una cassaforte. Non è solo una cassaforte. È un contesto diverso per voi, ragazzi. Se è la vera democrazia in Svizzera, studiatevi la Svizzera, ragazzi. Ma secondo lei il Veneto può funzionare come la Svizzera? Allora chiediamo, non questa è solo è una cassaforte, dai. Domanda di cosa risposta. Ragazzi, Di cosa vive? la domanda era, secondo lei il Veneto può funzionare come la Svizzera? Beh, lui dice la Svizzera come modello per l'Italia, non per il solo Veneto. Cioè tutta l'Italia deve funzionare come la Svizzera, questo però, è il discorso. Cioè con delle vere autonomie. Ecco. Però quando fate domande ci sono anche altre risposte, ricordatevi, perché io sono contrarissimo a che la Svizzera è proprio una meraviglia. Ma taccio. Ragazzi, abbiamo ancora da sentire. Fabio? Sì, dico una cosa brevemente. Prima si è parlato di semplificazione, deburocratizzazione, ma diciamo che per fare queste cose non serve il federalismo, si possono fare anche senza questo. Dopodiché però vorrei fare un complimento per come è stata condotta secondo me il dibattito stasera, cioè l'abbiamo fatto in una maniera seria e tutti ci siamo resi conto, penso che la cosa su cui veramente concordavamo è la difficoltà economica in cui versa il paese e anche il nord. Ma rispetto a questo problema ci sono due modi per affrontare la cosa. Una seriamente, con un dibattito pacato come abbiamo fatto stasera, e l'altra come stanno facendo alcuni partiti sulla scena italiana e europea, secondo me in alcuni casi anche la Lega, strumentalizzando
questi sentimenti della gente, puntando poi su questi localismi, nazionalismi, autonomie che di fatto, come avete detto anche voi questa sera, di fatto non porterebbero poi a molte cose. Forse la miglior cosa, anche secondo voi, sarebbe un federalismo, non una dipendenza da chi, soprattutto, certo no. All'interno comunque di un'ottica europea. Però allora perché far leva su questi sentimenti come fa appunto anche la Lega, poi mettendo, quindi infondendo, che ne so, l'odio verso... Cioè secondo te aizza sentimenti negativi, sì, questa cosa? Quale odio? Assolutamente no. Ma sì, ripeto, io sono andato anche nelle regioni del sud a presentare le mie proposte, il lavoro che portavo avanti a Roma. E sono stato accolto bene. Però un conto è quello che sono stato ben contento di essere invitato. Però un conto è quello che dice lei, altre cose sono. Io rappresento la Lega, ero capogruppo perché non vorrei chiudere la trasmissione. Mi perdoni, Pittoni. Però Borghezio dice altre cose. Perdonami, uno alla volta, grazie. No, non volevo che la trasmissione si chiudesse, prendo spunto anche da Moro, come uno scontro, solamente un confronto con la Lega. Mi dai il microfono? Io ce l'ho già. Con la Lega rappresentata da Pittoni. Quindi io ringrazio tutti voi per le risposte, per par condicio, quelli che hanno già parlato, io non ce la faccio a farvi parlare tutti, so che c'erano ancora tanti interventi, ma non ce la facciamo proprio adesso, quindi mi spiace, bravi ragazzi, è stata una bellissima puntata. Una conclusione con il prof Martini, com'è stato tra i ragazzi intanto? Tutto bene? Ma è stata una trasmissione veramente interessante, è stato innanzitutto vista da qua questo bagno così tra i giovani molto rinfrescante nonostante i 40 gradi. È stato un po' l'atmosfera scolastica, perché vedere tutte queste mani alzate di ragazzi desiderosi di dire la loro. Di farsi interrogare. Di farsi interrogare, ma anche questo dover comunque continuamente richiamare a così, ricordare che per una comunicazione efficace e rispettosa ascoltare l'altro e parlare uno alla volta. Noi su questo puntiamo molto anche in classe, è fondamentale. Così un'ultima così chiusa. Una persona deve tirare fuori il meglio di sé proprio nei momenti di difficoltà. Il paese sta vivendo un grandissimo momento di difficoltà e dispiace, rammarica vedere più desiderio di divisione che di unità, vedere più egoismo che solidarietà. Ecco, secondo me questo è veramente un peccato, questo dispiace. Messaggio, complimenti per la trasmissione, forza Jaylan, scusami, Jaylan era giusto, perdonami, sei stato uno dei pochi a parlare in maniera chiara e diretta, sono d'accordo con te, mi unisco ai complimenti, ma insomma sono stati chiari anche gli altri, però questo era un messaggio diretto, altrimenti sembra che gli altri siano stati dislessici, non vorrei che venisse fuori questa immagine. Parlo da ex studente del liceo classico Paolo Diacono, mi rivolgo all'onorevole Pittoni, siccome in Italia è stato regionale, le regioni non solamente i poteri legislativi, mentre il potere giurisdizionale solo centrale e statale, le sembra possibile, passando a uno Stato federale, riuscire ad assegnare alle singole regioni un autonomo potere giurisdizionale? Inattuabile, quindi era una domanda retorica, poi non riesco a dare spazio comunque alla risposta. Italia, prima guerra mondiale, tanti morti inutilmente, 150 anni di fallimenti, vedi esempio mafia, mai voluto risolvere, siamo ormai zimbello in Europa, pensate al nostro debito, dobbiamo vivere per pagare, anche voi ragazzi, pensate che la Germania sia disposta ad aiutarci? Illusi. Secessione possibile, vedete ex Cecoslovacchia, e questo era Pasquale che era chiuso tanti argomenti in un unico messaggio. Io ringrazio Mario Pittoni, Vittorino Boemi, ringrazio gli insegnanti, tutti quanti, ringrazio anche il vicepreside che è nascosto là dietro, l'abbiamo sfrattato, però è stato dato comunque il suo contributo molto importante per quanto riguarda il convito nazionale Paolo Diacono, grazie anche agli insegnanti che sono qua tra il pubblico. Ci lasciamo perché sono tornate le ragazze, a sorpresa. Cioè, a sorpresa, non che sono tornate a sorpresa la canzone, perché non ci hanno voluto svelare il titolo, quindi ci lasciamo in musica e save the date, la prossima puntata sarà l'ultima, quindi non perdetela e parleranno tutti uno alla volta, ve lo prometto, questo ve lo posso garantire sin d'ora. Ciao e grazie, le ragazze ci lasciano con la loro bellissima voce. La canzone scelta per questa sera è We Are the World. We Are the World. Che vuol dire noi siamo il mondo, perché pensiamo sia la più adatta a questo tema. We are the world, we are the children, we are the ones to make a brighter day, so let's start giving.
That's a choice we're making. We're saving our own life. It's true, we'll make a better day, just you and me. Oh, send them your heart, so they know that someone can. It's true, we'll make a brighter day, just you and me. We are the world, we are the children, we are the ones to make a better day, so let's start giving. There's a choice we're making, we're saving our own life. It's true, we'll make a brighter day, just you and me. We are the world, we are the world, we are the children, we are the children, we are the ones to make a better day, so let's start giving, let's start giving. That's a choice we're making, we're saving our own life. It's true, we'll make a better day, just you and me.